È sull'Indipendente Online, datato 19 agosto dello scorso anno, a firma di Stefano Baudino, un articolo sulle mafie in Veneto, a seguito di una maxi inchiesta da parte della Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia contro l''ndrangheta. I tentacoli di Cosa Nostra su Venezia e 'ndrangheta nelle province di Padova e Verona, afferma l'articolo, che cita Verona come allora fulcro di infiltrazione dell''ndrangheta, punto centrale da cui il sistema si diramava nelle altre province. Sistema basato sui reati tipici della criminalità organizzata, quali racket, sequestri, rapine, truffe, violenze private, ma anche minacce e fatture false. Come cita l'articolo, menziona di operazioni punitive al fine di assicurarsi condizioni di vantaggio sul controllo del territorio e far desistere la concorrenza, con minacce a imprenditori e sindacalisti. Spesso il Veneto è stato ritenuto erroneamente, afferma il servizio, estraneo ed immune al fenomeno, ma le infiltrazioni mafiose risultano essere gravi e preoccupanti. Non è più il sistema mafioso che vedeva nella lupara la chiave di volta, si è evoluto nella capacità di chi vuole il controllo del territorio di intrattenere rapporti d'affari con gli operatori locali, sostituendo l'intimidazione con l'avvio di interlocuzioni con professionisti, imprenditori e funzionari pubblici, cita il servizio, riportando ciò che figura nella relazione stilata dalla DIA con lo studio del primo semestre del 2022. Sembravano essere al tempo, secondo l'articolo, circa 30.000 le imprese a rischio di infiltrazione mafiosa. L'economia della nostra regione comunque è in crescita, attrae investimenti statali, regionali e privati. La vivacità economica che vede lo sviluppo di nuove infrastrutture legate alla crescita delle aree industriali attrae anche la criminalità organizzata che riesce a mimetizzarsi. Veneto appetibile per le mafie, quindi, come risulta anche dall'ultimo rapporto della DIA, Direzione Investigativa Antimafia, con mafiosi in giacca e cravatta capaci di fare affari, non rinunciando al lato violento e persuasivo. Si parla di droga, di riciclaggio, di capitali illeciti e reinvestiti. Nella ricerca fatta questa mattina per scrivere questi fatti e portare a riflettere sul perché mai Chioggia dovrebbe essere esente, sono capitata su un articolo. Chi parla di mafia visiti Chioggia. È un articolo vecchio del 26 novembre del 2005, collocazione temporale Giunta Guarnieri. Qualcuno di voi lo avrà letto, qualcuno lo avrà letto e dimenticato, altri come me non ne sapevano l'esistenza. L'articolo, che racconta Chioggia e i fatti di cronaca del tempo legati a vicende tragiche accadute nel mondo della pesca, termina dicendo: dovremo fare i gargarismi con la Varechina, noi del nord, prima di parlare dell'assenza di legalità del sud, questo dopo aver parlato di Chioggia. Da allora, circa 20 anni fa, le cose sono certamente cambiate, ci sono certamente mercati, quale quello della droga, che sono aumentati, temporaneamente frenati con operazioni importanti, ma ripresi con maggior vigore di prima. I reati di microcriminalità sono bruscolini in confronto a ciò che lega la mafia, le mafie, a un territorio. La riflessione sul perché mai Chioggia dovrebbe essere esente dai tentacoli mafiosi dovrebbe trovare quindi un confronto. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, a Chioggia.